Amici bellini, buon pomeriggio, buonasera, insomma poi dipende da quando ve lo guarderete questo video più mistico, direi, leggero, dove facciamo un recap europeo. Chi è che diceva più mistico quando si intende la leggerezza? Ditemelo nei commenti e cominciamo. Allora, benvenuto Gianluca Iacovone, come tutti i nuovi iscritti e quelli che lasciano i like e che si guardano tutti i miei contenuti lunghi. Bello, mi fa piacere che insomma abbiate apprezzato, sto leggendo i commenti, avete apprezzato il recap generale di Calciopoli e di come vorrei che la narrativa venga affrontata in tutte le salse. E in tutte le salse dobbiamo affrontare quello che è stato il percorso europeo finora delle italiane. È un record, 5 italiane in semifinale, e c'è un meme che mi hanno girato gli amici abbonati che secondo me è esplicativo. Noi con Ambrabama Tattico siamo pronti a parlare un pochino delle partite, però questo meme qui è un po' la sensazione generale, che è come se il Napoli, avendo fatto quello che ha fatto in campionato, è quasi non considerata più una cosa, è quasi data per scontata la vittoria, perché siamo stati talmente bravi che nessuno ci sta dietro, ci può stare dietro, e quindi c'è il napoletano praticamente singolato a Spartame insomma un po' isolato da solo, che reclama: ho vinto lo scudetto, mentre tutti contenti, tutti gli altri che fanno comunello, vedete la Fiorentina, e poi dici sì, magari tutto a posto, noi stiamo parlando delle nostre cose, le nostre imprese in Europa, e però bisogna dare atto che si stanno facendo cose importanti in Europa. Bisognerebbe dare atto anche al Napoli, però è chiaro che resta un po' amaro essere usciti nel modo in cui siamo usciti, però è tutto un percorso, ragazzi, va benissimo. Noi quando siamo arrivati ai quarti, già lì record fatto, e poi si migliora di anno in anno, non c'è dubbio. Poi si può migliorare da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista del tifo, ma ci arriveremo. Con un Ambrabam Tattico andiamo a sfiorare, vedete sotto forse si capisce già, perché io voglio parlare delle partite, ma ho saputo che non c'è conferenza domani. Ecco, vedete, vi faccio leggere perché così ci stanno facendo vedere. Come riferito nel corso della trasmissione di Radio Kiss, il tecnico del Napoli Spalletti non parlerà alla stampa alla vigilia del big match di domenica. Questa è stata la decisione del club azzurro. Niente conferenza stampa per Spalletti, domani allenamento nel primo pomeriggio e poi la partenza per Torino. La squadra azzurra non vuole distrarsi e vuole restare concentrata sulla sfida per cercare di chiudere quanto prima possibile il discorso che riguarda lo scudetto. Onestamente io non penso che si possa definire la conferenza stampa una distrazione, è un obbligo anche con le televisioni, con quelli che c'ha i contratti. C'è gente che per la stessa radio ufficiale, noi abbiamo la conferenza in esclusiva, in diretta, e tutti quelli che voglio sentire la conferenza, io voglio farle le domande a Spalletti. Certo non le posso fare io, ma vogliamo almeno commentare come arriva il Napoli, capire qualcosa in più, gli infortunati, come sta la squadra. Non si fa. Sono molto dispiaciuto, non capisco se qualcuno sa le motivazioni, perché c'è tutto il tempo per farla, non è che stiamo stretti una partita dietro l'altra, c'è stato il tempo. Però vabbè, quindi domani ce la dobbiamo inventare noi la conferenza e la formazione del Napoli. Nel frattempo possiamo ragionare sulla formazione della Juve, perché sotto voglio fare proprio un'analisi non approfondita, ma insomma un'analisi, perché la partita con lo Sporting l'ho vista. Cominciando però dall'Inter che pareggia 3-3 col Benfica che con grande orgoglio insomma continua a segnare nonostante il pesante passivo, soprattutto dopo il gol di Correa, era ormai fatta, però non si sono arresi, nonostante fossero in trasferta, hanno continuato e hanno fatto un 3-3 che comunque sono soldi, sono punti ranking, e infatti
Per quanto riguarda il ranking, vale la pena vederlo, perché dobbiamo restringere un po' il campo per far entrare anche il Napoli, che è al 19° posto. Vedete il City, il Bayern, il Chelsea, il Liverpool, il Real Madrid, il Paris Saint-Germain, il Manchester United, la Juventus, che nonostante insomma non vada avanti tanto in Champions, comunque poi viene messa in Europa League e comunque va avanti. Barcellona, Roma, Inter, Ajax, Dortmund, Seviglia. Il Seviglia che, ragazzi, fa fuori il Manchester United. Veramente lì si può parlare di DNA di Europa League quando affrontano questa competizione. Il Seviglia è terribile. Atletico Madrid, Lipsia, Benfica, che quindi ci scavalca, si mette a 82.000 punti, Villarreal e Napoli. Quindi Napoli comunque molto bene, anche, e sottolineiamo, il gol di Osimhen non è inutile, non è assolutamente inutile. Togli qualche soldo al Milan, prendi qualche soldino tu, fai il punticino di ranking e mica è male. Quindi bene anche quello, e ci dà anche quella soddisfazione, quella nel proiettarsi per il futuro. Dice Osi al 50% comunque è riuscito a fare un gol non facile in una mischia generale, e non è valso per i supplementari, però sai che Osi c'è e questo è importante. Quindi questa partita qui io l'ho vista a spezzettini, quindi non ve la posso descrivere. Quello che vi posso descrivere, perché mi è arrivato, è parlando, capito, di tifo, di coreografie. Ecco, onestamente quello che ho visto, e questa è solamente una parte dello stadio, c'erano scritte in tutto lo stadio a San Siro, ben fatto. Bisogna fare i complimenti quando si vede qualcosa fatta bene, e noi siamo un pochino indietro, sia come coreografie, come tentativi di scritte, sia proprio come tifo, come decibel. Bellini, no? Non me la prendo con decibel Bellini, ma dobbiamo ritrovare un ruggito, una bolgia che ho sentito via telefonino guardando la partita della Roma, perché lì veramente ho sentito uno stadio che spingeva e che fischiava tantissimo quando gli avversari avevano il pallone. Questo è l'Inter. Onestamente il Napoli ha tentato timidamente nei distinti di riprodurre la scritta Napoli, che poi è fondamentalmente quella dei sediolini. Ci sarà stato un momento in cui la scritta era un pochino più visibile. Io ringrazio l'amico Lucio che mi ha mandato questa foto a testimonianza insomma di un tentativo, però un pochino magro, un po' magro la riuscita, e anche nella curva, che poi ci hanno detto sì, la curva B non ce l'ha fatta a farla, però la curva A vedrete, e abbiamo visto un po' di fumetti che uscivano dalle fosse, ma veramente poca roba. E quindi l'Inter va avanti, incontra il Milan, tutti sono contenti, grande derby di semifinale, significa che una finalista di Champions League sarà per forza italiana. E qua ovviamente tutti quanti pensano, vabbè, poi Manchester City li distrugge. Sarà una partita interessante da vedere, perché sono due squadre che fanno della solidità difensiva la loro forza, specialmente ultimamente stiamo vedendo il Milan come sa difendere, e quindi vediamo chi prenderà il pallone. Sarà curioso, ecco, sarà curioso vedere questa semifinale, ma sarà esaltante probabilmente vedere la semifinale tra Manchester City e Real Madrid, perché lì sono due potenze. Tutti pensano che il Manchester City sia arrivato il momento del Manchester City, che ha fatto il percorso per arrivare così, pronto finalmente con una punta che è devastante, e quindi sarà un po' Ancelotti Guardiola, sarà un po' Benzema Holland, ma ci sono tantissimi altri campioni, e poi il City sta giocando con una difesa a 3, ma poi le ali, no? I famosi quinti sono attaccanti veri e propri, quindi interessante anche lì da vedere tatticamente. Penso sarà più interessante vedere Manchester City e Real Madrid che non il derby di Milano, ma comunque va bene così. Quello che invece è successo ieri, il Siviglia tosto fa fuori il Manchester United con uno score complessivo di 5-2, e mica poco. Dopodiché c'è lo Sporting Juventus, Roma Feyenoord, c'è stata una vittoria della Fiorentina, anche questa non l'ho vista, però se guardate lo score c'è stato un momento in cui la Fiorentina ha tremato, perché sono andati sotto di 3 gol, e quindi praticamente pareggiando il 4-1 dell'andata, e poi Sottil, che è ritornato Sottil, Castrovilli,
e quindi si chiude 6-4, quindi anche la Fiorentina va avanti. Restano fuori Napoli e Lazio, che stanno facendo benissimo in campionato. Guarda un po' le cose a caso. E tutte, mi faceva notare a Gazzoletto che tutte quelle che sono poi le semifinaliste, nessuna è prima nei loro campionati, e anche questo potrebbe non essere un caso. Quindi prima di arrivare a parlare insomma di un pochino di come ha giocato la Juve, perché ci interessa da vicino, perché la partita sembra quasi che forse è meglio che non ci sta tutta questa pressione che di solito c'è tra la partita tra Napoli e Juventus, andiamo là, c'è meno pressione perché stiamo parlando ancora di quello che è successo nella Champions. Forse è meglio così. Però della partita della Roma, che insomma grande stadio, grande atmosfera, vanno in vantaggio e quindi pareggiano l'1-0 dell'andata, dopodiché il Feyenoord la pareggia, poi Dybala, ragazzi, questi sembrano tutti mezzi infortunati, Dybala, Abrams, mi sembrano non al 100%, e però Dybala sta facendo un campionato con la Roma decisivo, cioè è proprio l'uomo partita molto molto spesso, e fa un gol difficile che riporta la Roma quasi allo scadere in corsa. E poi ho potuto guardare, perché stavo guardando Sporting Juventus, che ci interessa più da vicino. Una volta finita Sporting Juventus mi sono guardato i supplementari della Roma e con grande forza sono riusciti a vincere. Di questa partita io segnalo una cosa che mi interessa moltissimo, perché è il mio cruccio, le simulazioni, non ce la faccio più. Infatti su Azzurro Fluido Instagram ho postato la simulazione dello Sporting nei confronti della Juventus, ma un giocatore che mi sta cordialmente antipatico, perché è un grandissimo provocatore, fa sempre a muso duro, un po' come Teo e un po' come altri, che è Mancini della Roma. Mancini della Roma subisce un fallo pericolosissimo, gamba tesa sulla tibia, con la gamba che si piega, avrebbe potuto veramente farsi del male e avrebbe potuto rotolarsi a terra, erano già in vantaggio, quindi perdere ulteriore tempo nei tempi supplementari, e invece no, resta in piedi, a muso duro, quasi ride in faccia all'avversario, e poi reclama ovviamente giustamente l'attenzione dell'arbitro, che va a rivedere al VAR, espulsione giustissima. Allora, la mia cosa è ancora questa: si può rimanere in piedi anche quando ti fanno un fallo da espulsione, non bisogna fingere di aver perso la gamba per far espellere l'avversario. Il VAR c'è, si chiama l'arbitro con grande educazione, tu resti in piedi, glielo dici con grande educazione, guarda bene, lo so che non c'è il challenge, però se tu lo fai con un certo garbo e si vede, il VAR è costretto a controllare e si può fare, quindi non dovete simulare. Bravo Mancini, che è rimasto in piedi, e bene che questo crea un precedente, si può espellere anche se non fai finta che ti stai rotolando completamente. Bene la Roma, bene Mourinho che va avanti, Mourinho che le sue dichiarazioni sono sempre forti sul più 15 della Juve. Il discorso della Juve lo dobbiamo affrontare, togliamo da mezzo questa cosa. Ovviamente 1-1, la Juve va anche in vantaggio con Rabiot, poi lo stesso Rabiot commette un'ingenuità, un fallo simile a quello che ha commesso Mario Rui sulle AO. Onestamente questa partita io l'ho vista, la solita Juve che aspetta, non pressa nemmeno altissima, lascia il pallino del gioco agli avversari che cincischiano un pochino, si sono mangiati 2 o 3 gol veramente clamorosi, quindi arrivano in porta gli avversari, però la Juve è lì, solida, fa il suo dovere e porta avanti di cortomuso, come al solito, questa partita a casa. E questa era la formazione con cui stava giocando la Juventus. La segnalo e la analizziamo un pochino per debancare, perché su alcuni siti la portavano 3-5-2, ma la Juve era a tutti gli effetti con una difesa a 4. È chiaro che quando costruisci si alzano a turno i difensori, i terzini, così, ma quando è in fase difensiva si vedeva benissimo. Danilo e Bremer non so se erano in questa, chi era a destra chi era a sinistra, come Miretti e Rabiot che si possono alternare, le mezze ali come centrali si possono alternare, ma cambia poco, quindi non era una difesa a 3. Questo però non significa che la Juve ci affronterà a 4. È una partita diversa. Vlahovic, altra partita molto deludente, con chi si sveglia lo potete dire nei commenti, con chi si può svegliare Vlahovic. Chiesa e Di Maria a supporto, ovviamente Chiesa può stare anche un po' più indietro, Di Maria un po' più a supporto, quindi quando
la Juve si muove a seconda di come sta il pallone, si può muovere anche così ed è facile da immaginare. Rabiot va molto dentro, Miretti ha fatto il lavoro da mezzala, Locatelli come al solito al centro, e quindi questa era la formazione con cui la Juventus ha affrontato lo Sporting Lisbona. Non una partita esaltante, onestamente. Infortunio per Bremer, che forse è in dubbio, però dobbiamo pensare che con il Napoli potrebbe recuperare, potrebbe tornare Kostic in campo, potrebbero giocarsi la carta Milik, Kean ancora non al massimo, potrebbe tornare a centrocampo Fagioli, Pogba sta mettendo qualche minuto, potremmo anche immaginarlo in campo, magari non dall'inizio, non lo sappiamo, e insomma il Gatti potrebbe prendere il posto di Bremer. E questa è la situazione della Juventus, partita che ovviamente è da tripla, perché dire che il Napoli ci arriva meglio e la Juve gioca peggio e il Napoli invece sta depresso perché è uscita, la Juve va avanti, tutti questi discorsi veramente non servono a nulla, perché se pensiamo, oppure dare forza ai più 15 che si sono ritrovati e quindi sono terzi in classifica, quindi faranno la partita, avrebbero fatto la stessa partita anche senza la sentenza del congelamento dei 15 punti, che poi possono diventare 9, che poi possono diventare 6, veramente interessa poco. È comunque una partita da tripla impronosticabile, perché non era pronosticabile il 5-1 dell'andata, dove la Juventus veniva da grandi prestazioni, da filotti di vittorie senza subire mai gol, aveva la migliore difesa e noi facemmo 5 gol. Era un altro Napoli? Sicuramente qualche sicurezza l'abbiamo persa, però abbiamo anche dimostrato che fisicamente abbiamo retto fino alla fine della partita di Champions. La brillantezza, sì, la brillantezza va recuperata, però abbiamo anche una squadra giovane che adesso ha subito la vera delusione, la prima vera delusione, e deve poi reagire. Non faccio drammi, non faccio previsioni, il campionato è ancora lungo, il campionato è agli sgoccioli, ragazzi, e o le vincono tutte la Juve o le vince tutte la Lazio, il Napoli deve fare qualche punticino e lo farà, e non c'è problema, quindi non dobbiamo farci prendere dal panico. Vediamo se riusciamo ad affrontare questa partita con leggerezza, la leggerezza di chi onestamente ha un grandissimo vantaggio e senza problemi, magari ti togli un bello sfizio di vincere in trasferta lì, che non è poco. Non fare gol a questa Juventus sarebbe deludente, però il Napoli ha il problema del gol in questo momento, quindi abbiamo un'occasione contro una squadra che ti aspetta, quindi si chiude, è una squadra piccola, però il Napoli di una volta con le squadre piccole si metteva lì e riusciva poi a sfondare, e lo può fare tranquillamente anche domenica. Niente conferenza, ce la inventiamo domani, la formazione del Napoli, sappiamo gli infortunati, dobbiamo fare un paio di ragionamenti, però penso che sarà facile indovinarla. Da New York, Valerio Fluido è tutto, complimenti alle squadre italiane che vanno avanti e ci aiutano anche nel ranking complessivo dell'Italia, e questo però non cambia nulla sul valore della stagione, perché vincere lo scudetto in Italia è difficilissimo, è più difficile che vincere una Coppa Europea, secondo me. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.